Torre Pinna, un ritorno alla Torres per te, gruppo nuovo, società nuova, che emozioni però le vecchie immagino. Ma sono passati, mi sa, questo è il 14° ritiro che faccio con la Torres. Sono contentissimo, sono contento di far parte di questa nuova società con la famiglia Binsula, ritrovare anche qualche mio vecchio compagno come Alessandro Frau e Stefano Dassi, il mio presidente. Quindi un'emozione grande e forte. Ecco, che effetto fa Stefano Dassi, presidente della Torres? Che lo devo chiamare presidente, questo è l'effetto che fa. Cioè, a parte gli scherzi, fa un grande effetto e mi fa emozionare, perché Stefano stesso ha dato tanto per la Torres, come l'ha dato tanto anche Alessandro. Siamo qua cercando di fare un qualcosa di importante, con tanta umiltà, in silenzio, lavorare e cercare di fare il meglio per la nostra amata Torres. Ecco, tu sei anche un uomo spogliatoio di questa Torres, oltre che uno dei collaboratori tecnici del mister Alfonso Greco. Ti chiedo, i ragazzi li ho visti un po' anche troppo tranquilli, il gruppo è fatto di tanti giocatori esperti, da Scotto, De Martis, Bianchi e alcuni giovani, però devi dargli un po' di pepe per le prossime partite. No, è un gruppo importante, un gruppo che si vede da subito quando c'è l'aria del gruppo, no? Stanno tutti assieme, scherzano, ridono. Purtroppo non c'è dell'astice. No, è veramente un bellissimo gruppo, fatto un'amalgama tra giovani e giocatori esperti che sicuramente dirà la sua. Alessandro Frau, un ritorno alla Torres in una nuova veste anche per te, inizia anche se vogliamo, no? questa nuova avventura con la Torres alle spalle di mister Alfonso Greco. Ti chiedo che sensazioni stai provando per questo nuovo inizio in rossoblu e soprattutto che feeling stai iniziando a creare con il nuovo mister. Beh, sicuramente sono molto emozionato per la chiamata e soprattutto per la nuova veste che sto avendo in questo momento. Il rapporto col mister già lo conoscevo dal 2001 che abbiamo giocato insieme, quindi sapevo che tipo di persona era, però adesso parliamo ogni giorno e lo sto conoscendo sempre meglio, perché essendo adesso da secondo allenatore è totalmente diverso che da quando eri giocatore. Ecco, in campo Alessandro Frau, specialista delle punizioni, questa Torres che si sta costruendo in questi giorni ha tantissima qualità, c'è Piredda, c'è Scotto, c'è De Martis. Chi sarà lo specialista della Torres per il futuro? Ma io spero tutte e tre, perché quando ci sono queste opportunità bisogna sfruttarle, penso, al massimo, e secondo me può essere una qualità in più che può avere questa squadra. Ecco, una squadra importante nei nomi e anche nelle ambizioni di una piazza che finalmente vuole provare ad ambire ad essere protagonista in Serie D. Che pressioni senti per questa nuova avventura e soprattutto che ambizioni vorresti trasmettere alla squadra? Beh, la pressione è quella che sento io, è quella giusta, perché in una piazza così importante come hai detto tu, dove da tanti anni non vedono calcio serio, con un progetto soprattutto serio, questo secondo me può essere l'anno giusto per poter crescere e vincere.